Quarta Fortitudo Cup stamani presso il Palamoncata di Porto Empedocle, gremito per l'occasione di studenti e che ha visto dopo la pausa del Covid-19 scendere in campo le squadre formate dalle varie rappresentative scolastiche degli istituti Leonardo, Politi, Empedocle, Itet Sciascia di Agrigento. Questo evento che purtroppo si è fermato per 2 anni a causa della pandemia è un evento attesissimo, infatti i ragazzi sono contentissimi, entusiasti di venire qui per sostenere la propria scuola e i ragazzi in campo. Sicuramente dico è un'attività importantissima perché lo sappiamo tutti, lo sport fa bene, un po' di sana competizione ci sta pure tra le scuole, tra l'altro l'affluenza, la partecipazione è stata tantissima, il palazzetto è pieno, tutti e 4 gli istituti hanno partecipato interamente, quindi insomma siamo abbastanza contenti, al di là di come andrà. Ecco, come si svolge il torneo? È un torneo all'italiana, le squadre sono delle squadre formate insomma dagli istituti, dai docenti di educazione fisica con i rappresentanti dell'istituto, sono delle squadre abbastanza equilibrate, quindi il torneo è molto competitivo. Ne avevamo già avuto prova altre volte. Effettivamente probabilmente dopo la pandemia c'era molta voglia da parte dei ragazzi di fare questa iniziativa, hanno anche insistito le scuole, è stato bellissimo e credo che l'evento sia più bello che mai quest'anno perché c'è veramente tutta la scuola. E poi si riprende dopo la pausa del Covid, insomma si ritorna a vivere in un certo senso attraverso anche lo sport. Sì, speriamo che passi veramente definitivamente questa pandemia, che non ne ritornano altre perché sono stati anni difficili soprattutto dal punto di vista sportivo in generale. Si termina oggi anche un percorso di alternanza scuola-lavoro? Sì, è da anni che la Fortitudo fa questa alternanza scuola-lavoro, credo che i ragazzi apprezzino molto questo tipo di lavoro, alla fine noi siamo disponibili per tutto, facciamo quello che è possibile per avviare i ragazzi al mondo del lavoro che è veramente nello sport attraverso marketing, ticketing, tutto quello che si fa all'interno di una società. Penso che sia una cosa interessante, ai ragazzi piace, ci seguono con entusiasmo, devo dire la verità, quindi sono molto felice. Si può trarre da questi ragazzi per il vivaio dei giovani, per la squadra, per un futuro, un domani? Ma la maggior parte dei ragazzi che giocano in queste Fortitudo Cup o fanno parte della società Fortitudo Real Basket, insomma, che c'è il connubio, oppure sono ragazzi che sono stati con noi prima e hanno smesso di giocare, insomma, quindi sono passati tutti da qua o sono tutti nella società tra Real Basket e Fortitudo. Dopo 2 anni di stop si ritorna a vedere un Palamoncata pieno. È dall'1 aprile che gli eventi sportivi possono ritornare al 100% della capienza. Questo è il primo inizio, speriamo che per i playoff che stanno per arrivare a maggio la Fortitudo Agrigento inizierà i playoff, potremmo rivedere anche un palazzetto così pieno e così caloroso soprattutto. Quindi che sia da buon viatico, insomma. Sì, lo speriamo tutti, speriamo benissimo. Questo torneo rappresenta il ritorno alla vita in assoluto, dopo 2 anni di fermo i ragazzi strepitavano e vogliono tornare a vivere, a fare le cose piccole e normali che danno senso poi alla vita, incontrarsi tra giovani in maniera così bella, sportiva come abbiamo visto, segno che è possibile la pace e che in questo momento chiaramente è di grande valore simbolico anche questo. Beh, questa è un'occasione oggi molto importante perché non è soltanto un incontro sportivo ma è una festa per tutti i ragazzi, per le scuole superiori di Agrigento che rende significativo il ritorno alla normalità. Per cui deve essere vissuta appunto da tutti i ragazzi, sia dalla tifoseria che dalle squadre, come una giornata di festa, di incontro e speriamo che tutto vada per il meglio, per il verso giusto. Allora, finalmente un'iniziativa bellissima, dopo 2 anni di Covid poter tornare comunque in un palazzetto e vedere che finalmente ci sono tantissimi studenti con la stessa voglia di ritornare, con la stessa voglia di appartenenza ad una scuola e tifare la propria scuola. È un'esperienza comunque bellissima, veramente. Spero che vinca lo Sciascia, però comunque anche se dovesse perdere speriamo che vinca il migliore. Quale partecipa?
partecipano il Politi, il Classico Empedocle, il Leonardo da Vinci e l'Itet Leonardo Ciacia. Erano tanti anni, 2 anni nello specifico, che la Fortitudo non poteva organizzare eventi di questa portata. Questa quarta Fortitudo Cup rappresenta per noi un momento anche di ripresa delle attività con le scuole. Speriamo che questo entusiasmo che sta trasportando oggi i ragazzi si trasmetta anche poi all'interno del palazzetto, magari per il playoff, e che sia il primo di una serie di eventi anche per la prossima stagione sportiva da portare a termine con le scuole. Finalmente dopo 2 anni di pandemia siamo qua, è una bellissima manifestazione che la Fortitudo Moncada cerca sempre di sostenere e di portare avanti per il discorso proprio dello sport per tutti. E queste 4 rappresentative, che sono i 4 istituti diciamo principali di Agrigento, cercano sempre di portare avanti e di sostenere. I ragazzi sono in festa oggi, veramente.